Si chiama stalking bancario, si tratta di una serie di pratiche moleste messe in atto dagli istituti di credito per costringere un soggetto a pagare. Quindi sono di fatto attività estorsive. Oltre 1 migliaio le vittime nel Trivigiano, denuncia l'Adusbef, associazione a difesa dei consumatori dai servizi bancari e finanziari. Lei si trova alle 6 del mattino telefonate, gente che l'aspetta fuori di casa, biglietti, comunicazione del vicino per il quale si qualificano in modo diverso da quello che realmente sono. Cercando di estorcere informazioni dai vicini che poi ti chiedono spiegazioni. Oggi al mercato settimanale di Treviso l'incontro tra la gente di Terra Nostra, associazione che sta raccogliendo firme anche online per la proposta di legge sull'introduzione del reato di stalking bancario, come ricorda la coordinatrice nazionale, la trevigiana Tiziana D'Andrea. La protesta nasce dal basso, chiediamo una raccolta di firme in maniera tale che noi poi andremo il 4 febbraio, giornata di memoria contro le crisi le vittime della crisi, dal Presidente della Repubblica, perché questa situazione veneta ma italiana deve emergere. Al mercato tra i truffati dalle banche venete anche questo fruttivendolo. Ricorda come dopo le pressanti fraudolente telefonate di Veneto Banca siano andati in fumo i 100.000 euro di risparmi lasciatigli in eredità dalla povera mamma. Dicevano che bisogna mediare, allora mi davano delle azioni perché bisogna portarle più su, perché sennò si pagava le tasse, si pagava questo. A cappeggiare anche questa battaglia Don Enrico Torta, in qualità di faro morale ed etico, che alle banche manda a dire: pensateci bene, il denaro non è il tutto della vostra ricchezza, perché ricordatevi che Cristo ha detto guai a voi ricchi, perché voi siete i poveri della terra, i meschini della terra.